Tevere sotto una pioggia battente, la seconda giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8 con la sfida tra Roma Calcio 8 GSA e FC De Angelis. Roma Calcio 8 in maglia rossa, FC De Angelis questa Pauliello. Attenzione adesso a Cossu, solo davanti al portiere che però esce in maniera efficace. Lo contrasta, attenzione a Liotti che prova il tiro sul terreno scivoloso. Lo scambio tra i due attaccanti, poi c'è Solissimo e la possibilità del tiro col sinistro e 1-0 De Angelis, la sblocca al minuto 18esimo, 1-0 per il De Angelis. In maglia bianca c'è spazio per il tiro, lo prova! E buona la parata di Grimaldi, sarà calcio d'angolo. Chiuso. Con la rimessa laterale serve Liotti. Liotti il tiro col destro, Zani ancora una volta risponde. Palla in mezzo, Cossu non ci arriva, c'è Oliva. Oliva il tiro col destro all'incrocio dei pali, un capolavoro di Oliva che firma l'1-1 per la Roma Calcio 8 allo scadere del primo tempo. La Roma Calcio 8. Succi, bellissimo l'assist per Seferi che dribbla il portiere e tira e realizza il 2-1 dopo 4 minuti del secondo tempo. 2-1 Roma Calcio 8. Non protesta l'attaccante Roma Calcio 8, attenzione a Seferi, ha la palla sul sinistro, se la porta sul destro, scarica e ottima la parata di Zani. Prova a servire Succi, Succi ha la palla sul sinistro, poi il dribbling, finta di tiro e cerca di servire Seferi, l'arbitro fischia. Oliva, Succi. Succi ha spazio, libera il destro, palo e rete. Bellissimo il tiro rasoterra di Succi che porta il risultato sul 3-1 per la Roma Calcio 8. Può tenere lì, poi si porta verso il centro del campo, serve Liberti, Liberti per Succi, Succi subisce il fallo e sarà calcio di rigore per la Roma. Sul pallone. Seferi per il colpo del knockout. Seferi il tiro e 4-1 Roma Calcio 8 al 17esimo minuto. Giù, avanza e poi con il destro colpisce il pallone ma anche il piede dell'avversario. Proteste e il cartellino giallo. Pauliello sul pallone. 20esimo minuto. Parte col sinistro il tiro e il gol, palla che passa sotto la barriera e firma il 5-1 Roma Calcio 8, Pauliello. Liotti, Liberti, il tiro con il destro e il portiere con qualche difficoltà poi la blocca sulla linea, Zani. E finisce la partita, Roma Calcio 8 si impone sul De Angelis per 5-1 e chiude così la seconda giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8.